Eder. Mech. Pallister. Allora Sebastiano, un'albergatrice ha raccontato un episodio in cui tu e Liliana avete pesantemente litigato. Ma cos'è successo quel giorno? Non lo so, parliamo del 2017. Quindi tu ti ricordi di essere andato da questa persona nel 2017, non nel 2021? Parliamo del 2017, cioè perché sono andato un po' a rivedere queste dove eravamo e a me questo non risulta. Se questa persona ha qualcosa da dire, vado in procura. Laura riferisce un episodio in cui Liliana ti legò le scarpe, lei le chiese perché lo facesse e Liliana rispose lascia stare, è meglio così perché è pazzo. Di recente anche Silvia Radin riferì un episodio in cui Liliana rispose è pazzo. Ma perché? È assolutamente falso, perché quello che dice lei sono cose che dice lei che ha... Non ho cosa da dire a questa cugina. Lei tira fuori ogni tanto qualche cosa, ma a cosa serve questo? Spiegami un po', cosa serve tutto questo? Io no, di quello che dice l'albergatrice, che non è assolutamente vero, cioè a parte che non so neanche di che albergatrice si parla. Ma come? Avevi appena detto che era un episodio del 2017 e ora non sai più di che albergatrice si parla? Non so neanche di che albergatrice si parla, però non è assolutamente vero. Io non ho mai avuto questi problemi con Liliana. Sfido chiunque a dire... Il giorno della riesumazione è sbandierato ai 4:20 il fatto che fossi finalmente convinto che Liliana si è suicidata. Io non posso pensare prima che qualcuno abbia fatto del male a Liliana, perché Liliana era una donna solare che amava la vita, e amava me, la nostra 32 anni passati insieme. E poi non posso neanche pensare che lei si sia suicidata. Questo è. Sono in conflitto tra le due cose, capisci? Quindi non lo so, aspettiamo quelli che sono. Io aspetto veramente con interesse, con anche molto dolore, quello che ci daranno i risultati di queste perizie. Adesso stanno emergendo un po' varie situazioni, vari personaggi che comunque si stanno un po' scoprendo di quelle che sono certe cose affermate a suo tempo, anch'io per carità, cioè io sfido chiunque, lo dico a tutti quelli che stanno guardando la trasmissione, a salutare la moglie la mattina e vederla lei sulla finestra che ti saluta e dopo non vederla più. Cioè per me è stato, all'inizio si pensava fosse un allontanamento o qualcosa, non so. E poi quando hanno ritrovato il corpo per me è stato una cosa tremenda, terribile. Io l'ho detto in procura, guardate, io quei 2 mesi che sono passati, i primi 2 mesi, ho dei bui assoluti. Ogni tanto c'ho dei flash, anche adesso mi vengono fuori ogni tanto qualcosa, Io avevo 3 truppe al giorno che venivano a casa mia, perciò tante volte parla con uno, parla con l'altro, con quell'altro, non dici le stesse cose, magari se pensi di dirle, ma c'è qualche piccola variante. Adesso aspettiamo di sapere la verità. Però tu devi fare pace con te stesso. Se vai in giro a dire che Liliana era una donna solare, che aveva tanta voglia di vivere ed era felicissima con te, come poi puoi dire che si è suicidata? No, sono pienamente d'accordo, anch'io stento a credere questo. Quindi è una domanda a cui io non so rispondere, per me non aspetto dagli inquirenti queste risposte, queste cose che solo loro ce lo possono dire. Nemmeno il tempo che Liliana fosse sparita ha iniziato a regalare le sue cose un po' ovunque. Questa cosa di recente è stata confermata anche da Arturo. Tutte queste cose qua sono già state dette alla procura, che non c'entrano niente sui regali, sono cose che io avevo promesso a degli amici
molto prima, quando c'era ancora Liliana tra di noi. E questi amici mi avevano chiesto una macchina fotografica. Io dico, io ho tutte le mie macchine fotografiche a casa, tutti gli obiettivi, tutto quanto a casa. E questa qui era una macchina che avevo comprato a un mercatino, e un obiettivo che era scheggiato. Se tu gli chiedi a questi signori, gli ho detto, guarda, gli ho dato 30 euro e questo è quello che ho regalato. Dopo quello che dice la cugina, sono cose che dice lei. Da quanti anni sapevi di Claudio Sterpin? Io non avevo la minima idea, io conoscevo così vagamente il signor Sterpin, anche perché l'unica foto che esiste in giro di loro due è la foto che le ho fatto io. Io sono un fotoreporter, di conseguenza fotografo tutto quello che vedo, quello che sento. E mi era stato presentato a dei raduni di sport, Liliana faceva maratona. Dopo Sergio e Claudio, anche zia Silvia ha riferito che tu pedinavi Liliana. Dove c'era lei, dopo un po' apparivi sempre anche tu. No, sono sotto processo qua. Sono qui, io sono qua per chiacchierare, per dire quelle che era la mia storia. Lo so, Sebastiano, che tu vuoi solo fatte le domande che ti fanno comodo, lo so che tu vorresti andare in TV per parlare di te stesso, ma tu vai in TV perché c'è stata la morte di Liliana, fattene una ragione. Tu al momento brilli ancora solo della luce di Liliana riflessa. Di tuo non sei ancora una star, Sebastiano. Non è questo, sono 26 mesi che mi dicono le stesse Sebastiano, cose. Io la non ho più mia moglie. Guarda, io è da un po' che racconto della famiglia, di questa banda degli onesti. Sono tutti questi personaggi che si sono aggregati un po' per motivi diversi, perché noi eravamo dei lupi solitari, ce ne fregava assolutamente di nessuno, specialmente dei parenti. Noi, ecco, il messaggio che dico a Silvia è questo: io ho vissuto 32 anni con questa donna, io auguro a chiunque di vivere una vita felice che abbiamo passato noi due insieme. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.